Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come sempre in questo nuovo video. Oggi voglio testare la vostra capacità di attacco. Come vedi siamo all'interno di una posizione già avanzata, siamo in pieno mediogioco. Siamo coi neri poiché la scacchiera è girata verso la nostra parte e tocca a noi muovere. Prima facciamo qualche considerazione insieme, ti va? Allora, qui abbiamo due pedoni doppiati, abbiamo le due donne diciamo che si guardano ma di mezzo c'è questo pedone, c'è una batteria di donne e alfiere che puntano su H3, c'è una nostra torre in settima traversa che corrisponde ovviamente alla seconda traversa per il bianco. Tuttavia questa torre allo stesso tempo è intrappolata poiché davanti c'è l'alfiere. Per quanto riguarda il bianco, il re è arroccato e ha una via di fuga in H2, le due torri sono in comunicazione, forse solo la donna è un po' fuori dal gioco poiché sta avvenendo tutto nell'ala centrale e nell'ala di re. Andare a catturare e fare cose di questo tipo non so quanto possa convenire per il bianco. Ok, fatta questa piccola premessa, tocca al nero e ti lascio un po' di secondi, una quindicina di secondi per pensare ad una mossa buona per il nero. Ok, la mossa corretta che permette al nero di andare in vantaggio è il sacrificio su H3. Devi sapere che il sacrificio degli alfieri su H3 o su H6 è uno dei motivi tattici più frequenti per cercare di assaltare l'arrocco avversario. Se hai pensato a cose di questo tipo sacrificio di torre su alfiere, non avremmo il compenso poiché attualmente è vero si sono indebolite le case scure, ma non abbiamo nessun pezzo che possa nell'immediatezza andare a sfruttare questo indebolimento, quindi non funziona. Mentre alfiere su H3, G per H3 e adesso ti chiedo come si continua. Pensaci ancora un pochettino. Ok, sicuramente avrai visto Don H3. È assolutamente una mossa buona. Il problema, ma molto tra virgolette, ma perché è buonissima questa mossa, è che ora con questa mossa abbastanza tranquilla, nel senso che non minacci nulla, non ci sono insomma minacce imminenti, dà la possibilità al bianco di muovere, mentre la continuazione abbastanza forzata è il sacrificio di qualità della torre sull'alfiere in E3. E a seguito della cattura eventuale, che cosa succede? Analizziamo questa linea. Semplicemente ora possiamo catturare su H3 e ovviamente si minaccia il matto sia in G2 che in H2 di donna. Bisogna trovare una difesa. Torre F2 serve a controllare la seconda traversa. E a questo punto come si continua dopo torre in F2? Ti lascio pensare. Ok, si gioca donna in G3, ovviamente non si può parare con la torre, altrimenti è matto. E dopo re in H1 semplicemente si cattura o con la torre o con la donna e alla prossima si va a dare matto. Ma torniamo un attimino indietro. Supponiamo che ora il bianco non catturi questa torre, ma giochi per esempio l'altra torre che va a dare una mano all'attacco. Adesso guarda un po' cosa succede. Il nero cattura su H3, torre per torre. E mo come si chiude la partita? Innanzitutto ora tocca al bianco che deve fare qualche tipo di mossa, per esempio torre in B1 cercando di dare un po' di fastidio anche lui, e adesso
attenzione alla mossa conclusiva, c'è una mossa conclusiva molto ma molto forte da parte del nero. La riesci a vedere? Allora aspetta che ti do un aiuto, anzi no, proprio te la mostro. La mossa corretta è torre in E4. Cosa succede con torre in E4? Si succede che si minaccia torre G4 con scacco matto, il re non avrebbe poi più case possibili dove andare e allo stesso tempo torre 4 minaccia la donna. Quindi se il bianco decide di salvare la donna, per esempio catturando su C6, alla prossima si becca il matto. Quindi ritorniamo da capo e la morale di questo tipo di attacco qual è? È che talvolta c'è bisogno di sacrifici, di fare dei tatticismi per chiudere la partita. In questo caso una mossa come alfiere 4, una mossa come donna di 6, una mossa come torre 8 sarebbero state tutte mosse passive che avrebbero annullato completamente il vantaggio posizionale del nero, che fin qui è dato dal computer come un meno 4, quindi il nero è in vantaggio di 4 punti. Dopo una mossa passiva di questo tipo il computer dà un più 0,40 al bianco, giusto per farti capire. Bene, andiamo a vederci un'altra posizione. Anche qui facciamoci 4 chiacchiere per cercare di descrivere che cosa sta succedendo. Si capisce subito che il bianco ha i pezzi totalmente puntati contro l'arrocco avversario, gli alfieri sono fortissimi, questa torre in H3 è fortissimo, l'unico pezzo un po' fuori gioco sembra essere questo cavallo che fatica a trovare un modo per attivarsi, quindi probabilmente non concorrerà all'attacco. L'altra torre potrà essere messa in gioco facilmente tramite un'abile manovra e la donna idem, tramite G4 o H5 tranquillamente può andare a sostenere l'attacco. Per quanto riguarda il nero ha una torre su colonna semiaperta, questa torre che non gioca, questo cavallo che è pronto a scambiarsi con l'alfiere, anche perché siccome il nero qui non ha meglio di fare, cerca di difendersi cambiando i pezzi, che è assolutamente un modo difensivo molto valido. Questo alfiere è bloccato perché c'è il pedone e se si cerca di spostare il pedone per aprire la la diagonale all'alfiere Campochiaro, in realtà poi viene bloccato questo alfiere. Quindi la posizione del nero non è delle migliori, invece i pezzi bianchi sono posizionati direi in modo ottimo. Come si sfrutta questo vantaggio? Ti lascio pensare in 10 secondi. E la mossa corretta è torre per H6. Se hai visto alfiere per G7 va bene comunque, anche questa è una mossa vincente. Torre H6, praticamente che cosa succede? Se ora il nero cattura, qual è la mossa vincente? È donna G4, scacco, il re può andare per esempio qui o qui, ma ovunque vada c'è comunque donna G7 con matto. Quindi mi sembra ovvio che il nero non può accettare questo tipo di sacrificio, quindi gioca torre in F5. A questo punto alfiere per F5, noi prendiamo la qualità, è per F5 e continuiamo l'attacco come? In che modo? In che modo riusciamo a proseguire nel nostro intento? Giocando donna in H5. La donna si è messa a raddoppiare la torre, ma allo stesso tempo si è portata in gioco. Ovviamente non poteva andare tramite G4 poiché c'era questo pedone. La donna è pronta per attaccare. G per H6, praticamente l'unica. Donna per G6 scacco. Guarda come il bianco sta portando avanti l'attacco solo con un alfiere camposcuro e una donna che ovviamente gioca anche sulle case chiare. Re in F8, donna in H6 scacco, re in F7, donna G7. Ora sembra che il re avversario abbia una via di fuga perché dopo re in E6 non si possono fare scacchi oppure su questa stessa traversa perché sono
facilmente parabili, per esempio con un cavallo in F6. Infatti, donna G6, cavallo in F6 e ora dimmi tu come bisogna continuare l'attacco. Ti lascio pensare 10-15 secondi. Bene, la mossa corretta è alfiere per F6, costringendo il nero a catturare con la donna e a seguito di questa cattura, ora siamo sotto di materiale, abbiamo donna, torre, cavallo contro donna, torre, alfiere e alfiere. Quindi non possiamo permetterci adesso di scambiare le donne, dunque bisogna giocare torre in E1, non tanto per cercare un'infilata o cose varie, anche perché questa torre è protetta, ma ora il re deve togliersi, qui non può stare perché c'è la torre, qui c'è la nostra donna, è costretto a allontanarsi dalla propria donna, per esempio con re in D7, e ora che il re si è allontanato dalla donna, la cattureresti? Beh, se catturi la donna, che è sempre allettante, semplicemente ti prendi il matto in 1. Scacco matto. Quindi non bisogna farsi, diciamo, ingolosire da questa donna in presa, ma la mossa corretta è donna per E8 scacco. Il re deve scappare, il re in C7, tra l'altro ora si minaccia anche di scoperta la donna. E adesso qual è la mossa vincente? Vediamo se la trovi. La mossa vincente è donna in E5 scacco e ovviamente attacco anche sulla donna. Il nero è costretto a cambiare e questo tipo di finale è facilmente vinto dal bianco. Perché? In primis perché ha la qualità in più e in secondo luogo perché ovviamente ha dei pedoni molto avanzati e un pedone avanzato, ma ha soprattutto un pedone passato, anzi 2 pedoni che saranno facilmente passati una volta eliminato questo difensore su F5. Dunque ricordati sempre che quando sei in una posizione di attacco di questo tipo, l'unico modo per concludere la partita è tramite un sacrificio. Se ora mi chiedi, ma io non riesco a vedere tutte le mosse, questa, che poi succede questa, poi questa, poi questa, poi questa, cioè non riesco a vederle tutte, ok, ti do ragione. Però qui non c'è tanto da vedere, qui c'è da sentire, siamo a livelli di sensazioni di intuito, cioè qui si intuisce che se ora sacrifichi qualcosa vinci la partita. È ovvio che non puoi vedere, anche perché è tutta la continuazione, questa, 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 sono 12 mosse, cioè sfido chiunque a vedere tutta la combinazione dall'inizio alla fine. Tuttavia, con l'intuito puoi sentirti di fare il sacrificio quando è il momento. Bene, spero che il video di oggi ti sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un nuovo video, come al solito ti invito a lasciare un like, che è molto importante per me, un commento e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale di Matto Scacco. A domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!